Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È martedì 5 maggio 2026. Oggi parliamo dello stretto di Hormuz e della missione di Meloni a Baku per blindare la sicurezza energetica dell'Italia. Marco Rubio arriva a Roma. NATO, Iran e rapporti con Washington sul tavolo di Palazzo Chigi. Il governo accelera sul disegno di legge sgomberi per difendere i proprietari di casa. Sui treni, le aggressioni al personale Trenitalia calano del 57%. La Lega porta in manovra 30 milioni per le imprese energivore. E nel campo largo, Marianna Madia lascia il PD. Schlein perde pezzi. Restate con noi. Da Hormuz a Baku. Giorgia Meloni cerca l'alternativa per l'energia. Lo stretto di Hormuz non è una cartolina lontana. È benzina, gas, bollette, trasporti, imprese. Mentre l'operazione americana Project Freedom prova a riaprire la libertà di navigazione nel passaggio più sensibile del petrolio mondiale, l'Iran minaccia, smentisce e trasforma ogni nave in un messaggio politico. Trump sceglie la linea della forza. Le rotte non si chiudono per ricatto. E l'Italia fa quello che un paese serio deve fare. Cerca forniture sicure. Giorgia Meloni vola a Baku per rafforzare il rapporto con l'Azerbaigian, secondo fornitore di petrolio e gas dell'Italia, con il TAP come infrastruttura decisiva. Quando il mondo brucia, servono gas, alleanze e pragmatismo. La sicurezza energetica è sicurezza nazionale. Rubio a Roma, NATO o USA? L'Italia sceglie. Marco Rubio arriva a Roma per ricucire un rapporto che resta decisivo. Stati Uniti, Vaticano, governo italiano, Medio Oriente, NATO. L'Italia deve tenere la barra dritta, alleata degli Stati Uniti, non provincia dell'impero. Seria nel confronto, non isterica come certa opposizione che sogna lo strappo con Washington. Meloni vedrà Rubio a Palazzo Chigi con un dossier pesante. Iran, truppe americane, sicurezza occidentale. Ad Agorà, il capogruppo della Lega Molinari ha definito molto positiva la visita e ha ricordato che l'Italia deve mantenere salde le relazioni con gli alleati d'oltreoceano. Con Trump si può discutere, ma rompere con gli Stati Uniti mentre ci sono guerra, energia e instabilità globale sarebbe irresponsabile. Governare è un'altra cosa. Casa, basta furbi. Sfratti, il governo sta con i proprietari. Sul DDL sgomberi, il governo mette mano a una stortura italiana. Per anni chi possiede legalmente una casa si è trovato più debole di chi non paga, rinvia o occupa. Ora arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, per accelerare il ritorno dell'immobile al proprietario. E per chi non libera la casa è prevista una sanzione dell'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Non è burocrazia, è civiltà giuridica. La proprietà privata non è una concessione del potere, è un diritto fondamentale. Difendere i piccoli proprietari significa difendere risparmi, famiglie, lavoro di una vita. Il centrodestra deve fare esattamente questo, stare dalla parte della legalità. Treni, aggressioni giù del 57%. FS Security, Salvini, i numeri lo premiano. La sicurezza non è uno slogan da studio televisivo, è personale in più, controlli, tecnologia, presidi sul territorio. Il Ministero delle Infrastrutture comunica che nel primo trimestre 2026 le aggressioni denunciate al personale Trenitalia sono scese del 57%, da 68 a 29 casi. In calo anche gli atti vandalici, meno 29%. Dati che il MIT collega alla strategia di sicurezza ferroviaria avviata da Salvini, con più presenza e più monitoraggio. Chi viaggia ogni giorno non chiede convegni, chiede ordine. Dove lo Stato c'è, i risultati arrivano. Salvini porta numeri, non prediche. Lega contro il caro energia. Aiuti alle energivore per milioni. La crisi energetica non la pagano i talk show.
La pagano imprese, capannoni, lavoratori, famiglie. Nel decreto fiscale, la Lega mette sul tavolo un emendamento a prima firma Bergesio. 30 milioni nel 2026 per un credito d'imposta alle imprese energivore. La motivazione? Tensioni geopolitiche persistenti e prezzi instabili sui mercati internazionali. È una misura con emendamento a prima firma Bergesio. 30 milioni nel 2026 per un credito d'imposta alle imprese energivore. La motivazione? Tensioni geopolitiche persistenti e prezzi instabili sui mercati internazionali. È una misura concreta, dalla parte di chi produce e tiene accesa l'economia reale. Mentre la sinistra recita la litania della transizione, la Lega guarda alle bollette delle aziende. Senza sicurezza energetica non esiste sovranità economica. PD, addio Madia. Schlein perde pezzi. Marianna Madia lascia il Partito Democratico e approda da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Non è solo un cambio di casacca parlamentare, è il segnale di una frattura più profonda. Il PD di Schlein fatica a tenere insieme massimalismo e riformismo, radicalità e credibilità. Nel campo largo, prima ancora di costruire un'alternativa, cominciano le fughe. Mentre il governo affronta energia, sicurezza e crisi globali, l'opposizione resta impigliata in una domanda elementare. Che cosa vuole essere? Sinistra identitaria, area centrista o laboratorio renziano? Per il centrodestra è una conferma. La stabilità è un vantaggio politico. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Europa al buio e a occhi chiusi. Petrolio, guerra e ideologia, non c'è cambio di rotta. Lo stretto di Hormuz manda in frantumi la favola europea. Per anni Bruxelles ha spiegato che bastavano divieti, transizioni forzate e retorica verde per liberarci dal petrolio. Poi arriva una crisi vera. Trasporti, industria, rotte marittime e sicurezza militare restano appesi al greggio. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, lo dice al sussidiario.net. L'Europa sembra un po' fuori dalla realtà. L'OPEC+ annuncia un aumento della produzione, ma finché Hormuz resta sotto tensione, il problema non sparisce. Gli Stati Uniti hanno petrolio, industria, forza strategica. L'Europa ha scelto di criminalizzare carbone, petrolio e motori, come se l'economia potesse vivere di sermoni. Tabarelli parla di Europa che vuole autofustigarsi. Famiglie e imprese non si difendono con l'ideologia, ma con energia disponibile, forniture sicure e realismo politico. Hormuz lo ricorda, senza energia non c'è sovranità. Vietato opporsi alla moschea. Lega censurata sui bus a Venezia. A Venezia si può discutere di tutto tranne che della moschea. La Lega mette sui bus un manifesto contrario alla costruzione di un tempio islamico. Arrivano le proteste, la società pubblicitaria richiama codice etico e standard aziendali. Risultato, cartelloni rimossi. Giorgio Gandola, sulla Verità, fotografa il caso. Vietato perfino dire che non vuoi la moschea. Non è una disputa teologica, è una questione democratica elementare. In campagna elettorale una forza politica può esprimere una posizione su un progetto che riguarda la città, oppure no. Quando parlano i progressisti lo chiamano pluralismo. Quando parla la Lega scatta la censura morale. Ma un messaggio politico legittimo, che non può circolare, restringe lo spazio pubblico. I cittadini devono poter sapere, discutere, votare. La Lega difende un principio semplice: libertà di parola e diritto dei veneziani a scegliere il futuro della propria città. E con quest'ultima notizia chiudiamo l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. L'appuntamento con l'informazione torna domani alla stessa ora.
Buona giornata in compagnia di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il